La lista si chiama Agrigento protagonista. Quanta ironia c'è in questo? Perché Agrigento in questo momento di protagonismo non ha proprio nulla. Ma vuole essere il nostro manifesto elettorale. Noi abbiamo messo a centro la città di Agrigento, perché vedete, noi appoggiamo questo sindaco perché personalmente, al di là dell'amicizia personale e di famiglia che mi lega a Mariella Lobello, personalmente l'ho scelta perché è capace, perché è onesta. Questi giovani e donne che sono alle mie spalle e gli altri che stamattina non sono presenti hanno voluto, con la loro presenza in lista, al di là del risultato da conseguire, vogliono manifestare la loro convinzione per questo candidato. Noi chiediamo a Mariella solo questo, che amministri con la stessa determinazione e con la stessa serenità che ha caratterizzato la sua vita pubblica e privata. Noi chiediamo a Mariella Lobello la trasparenza dei suoi atti amministrativi. Noi chiediamo a Mariella Lobello che, io lo so, lei è convinta di queste battaglie, non lo fa soltanto perché non sono proclami elettorali. Chiediamo a Mariella Lobello di stare sempre accanto agli ultimi, a coloro che non hanno voce, e privilegiare prima che i grandi progetti che pur ci vogliono per una città capoluogo, alle cose minime che interessano la vivibilità ordinaria di una città. Noi non possiamo più pensare che i nostri bambini percorrano le strade piene di buche, non possiamo pensare di avere quartieri dove sono sovrastati dalle erbacce o dai topi. La normalità, la quotidianità deve caratterizzare il suo impegno politico. Tutto questo deve avere una matrice che è quella della legalità. Saremo come dire, vigili, ma credo che non ce ne sia bisogno, perché Mariella ha fatto della lealtà, dell'onestà e della legalità i suoi cavalli di battaglia, perché ci crede. E allora anche noi nella formazione della lista abbiamo dovuto chiedere a due persone che siano proposte di allontanarsi dal nostro gruppo, perché noi vogliamo persone che magari non saranno di quelle, come sento dire, che hanno già in tasca le centinaia di voti, ma sicuramente hanno un bagaglio di lealtà, di amicizia, di onestà, di disponibilità, che credo che questa lista già è arrivata all'80%.